Appuntamento a mezzanotte di un popolo innamorato del suo Signore crocifisso. È il titolo di un opuscolo del settimanale L'Amico del Popolo, contenente alcune delle omelie di Monsignor Carmelo Ferraro, arcivescovo emerito di Agrigento, in piazza Municipio, a conclusione del Venerdì Santo. Ieri al Santuario della Dolorata la presentazione, conclusa con il canto "Ah sì, versate lacrime". La conclusione del Venerdì Santo è stato sempre un appuntamento atteso per ascoltare il richiamo dei vescovi alla politica del portone accanto, cioè del comune. Era un grande appuntamento, è un grande appuntamento poiché il mistero del Pasquale ci chiama in causa perché tutta la nostra vita dovrebbe essere un canto di gloria a Cristo Signore. E poiché la vita è molto problematica, avevamo sempre dei problemi da focalizzare, soprattutto con quegli aspetti che ci stavano molto a cuore, la difesa dei giovani, la famiglia, l'impegno di rompere con ogni corruzione e quindi ogni anno in ascolto di ciò che lo Spirito suggeriva avevamo questo appuntamento. Non è cambiato tanto ad Agrigento da quando lei è andato via. Adesso avevamo avuto recentemente l'esempio di Monsignor Montenegro che ha bacchettato davvero i politici. Ecco, io non ho seguito, quindi non sono in grado di poter apprezzare. Certamente dobbiamo camminare nella linea della fedeltà al Signore. E quindi il compito del pastore è di far da sentinella. Il compito della sentinella non è quello di sconfiggere un esercito, ma di svegliare i cuori delle persone. E quindi nel giorno del Venerdì Santo questi appuntamenti ci riguardano fortemente perché il Signore Gesù ci ha detto siete il sale della terra, ma attenzione, se il sale diventa insipido è buono soltanto per essere buttato e calpestato. Quindi siamo chiamati alla fedeltà al Signore. Lei è sempre ben accolto qui ad Agrigento, nella diocesi. Questa sera abbiamo un santuario della Dolorata pieno di fedeli. È per me una grande gioia condividere l'amore per il Signore Gesù, la devozione alla Madonna, la dolce mamma del cielo e poi i bei ricordi che mi riporto di tutti i venerdì santo che passavamo, erano la grande occasione la sera di andare nel santuario, riflettere insieme e manifestare la gioia di saperci amati dal Signore. Quindi credo che le emozioni che sto provando sono una grazia di Dio per me. Grazie. Nelle omelie di Monsignor Ferraro c'è un'attenzione particolare ai giovani. Sì, questo libro sono 9 discorsi che l'arcivescovo Ferraro fece dal 1993 al 2008, dove lui, a conclusione della processione del Venerdì Santo, a mezzanotte in piazza San Domenico, ogni anno rivolgeva un caloroso discorso. Erano discorsi che riguardavano l'etica sociale, l'etica della vita e l'etica della famiglia. E il problema dei giovani, molto sentito, molto avvertito da Monsignor Ferraro, rientra appunto in questa etica, noi chiamiamo sociale. Perché Monsignor Ferraro ha una particolare sensibilità nei confronti dei giovani, perché sa che i giovani sono in preda allo sballo, sa che i giovani sono in preda alla droga, sa che i giovani non hanno punti di riferimenti e lui non si limita soltanto a denunziare la situazione, ma anche dal punto di vista pastorale dà una risposta creando in tutta la diocesi quasi 70 oratori che diventano un parafulmine per la gioventù, perché la gioventù possa crescere sana e salva. Monsignore è stato accolto da un santuario gremito, un gradito ritorno.
Agrigento ha un particolare legame con Monsignor Ferraro, come Monsignor Ferraro ha un legame con la diocesi di Agrigento, perché 20 anni di ministero episcopale speso per la diocesi è un periodo lungo e la diocesi sente tutto il bene che lui ha fatto.